Cresce l'attesa per il big match Acragas-Enna che si terrà domenica 2 aprile alle ore 16 allo stadio Esseneto di Agrigento. Si tratta di una grande partita e si affronteranno le due capolista. La partita promette spettacolo e tante emozioni e il risultato sarà decisivo considerando le poche giornate che mancano al termine del campionato. I tifosi acragantini riempiranno gli spalti per cercare di spingere il gigante alla vittoria. La prevendita procede a gonfie vele, sono stati già venduti oltre 1000 biglietti. In merito ascoltiamo le parole del giocatore dell'Acragas, Edi Mansour. Stiamo preparando nel miglior modo possibile, come prepariamo ogni gara dall'inizio di campionato a questa parte. Sarà una partita sicuramente dura, tosta, tra due avversari forti. Infatti la classifica lo dice. Mi aspetto una bella cornice di pubblico perché questa partita lo merita, ma lo meritiamo soprattutto per il lavoro che stiamo facendo in campo. Mi aspetto veramente un Esseneto bello pieno. Sarà decisiva per il salto di categoria? Sicuramente sì, sarà decisiva, però noi abbiamo fatto un lavoro dall'inizio alla fine che si vedranno i risultati sicuramente alla fine del campionato, non questa domenica. L'importanza del fattore campo? È importantissimo, sappiamo bene quanto questo stadio, questo campo ci porti forza, ci porta veramente tanta voglia di vincere, perché lo vogliamo noi, ma soprattutto lo dobbiamo a questi tifosi. Due squadre fortissime che si affrontano per la vittoria del campionato. Cosa potrebbe fare la differenza nello scontro diretto? Sicuramente le giocate del singolo, ma la forza del gruppo che lotta dal primo minuto fino alla fine, fino a quando l'arbitro fischia la fine della partita, farà la differenza. Come stai fisicamente? Sei tornato al gol contro il CUS Palermo? Finalmente ti sei sbloccato? Sì, finalmente ci voleva questo gol per il morale sicuramente, soprattutto in vista di questa partita. Fisicamente sto bene, siamo tutti bene, stiamo lavorando veramente alla grande.